E oggi c'è stato questo lancio con il paracadute da parte anche di persone con disabilità per dimostrare che nulla è impossibile, neanche per la disabilità, quando c'è la volontà e le persone che hanno la disponibilità e l'impegno nel migliorare in tema di inclusività e accessibilità il contesto di riferimento. Un volo da 4.000 metri d'altezza per dimostrare che la disabilità non ha ostacoli. All'atterraggio sulla spiaggia di Bibione, scandito dall'applauso dei turisti di fronte a quello che è il turismo sociale inclusivo del Veneto. È qualcosa di indescrivibile da provare perché vai contro le tue paure, quindi quando esci dall'aereo senti questa botta di aria fredda che è una botta di vita, è veramente una figata unica. Le attività appositamente predisposte per persone con disabilità e non vedenti comprendono il sub inclusivo, le uscite in tandem, il para beach volley, la foot bike ed ora anche il paracadutismo, con il lancio di una decina di paracadutisti, tra cui anche un disabile in tandem con l'istruttore, uno spettacolo seguito dalla spiaggia da centinaia di persone. Quando ho fatto l'incidente ho avuto da riprendermi un attimo con la testa, ho toccato il fondo come un po' tutti capita. E dopo ho ripreso un po' a sciare, fare subacquea, andare a vivere da solo. Dopo è stato un mio amico che mi ha detto andiamo a fare un salto dall'aereo. Va bene.